Buongiorno da Leandro Maggi, lo dico in diretta, siamo a Rosolina Mare in un bagno ancora affollato nonostante siamo alla fine della stagione e siamo con Alessandra Patriana, assessore al turismo. Che dire, una stagione straordinaria, tantissima gente, ma soprattutto io volevo sottolineare la programmazione che avete fatto straordinaria per dare per i turisti per quanto riguarda sia gli spettacoli ma non solo. Complimenti. Grazie. Come avete fatto rispetto tra l'altro a tutto il litorale adriatico che è stato molto sparagnino col bacino corto, non hanno fatto grandi cose e voi siete riusciti veramente a fare una programmazione lunga e importante. Grazie intanto Leandro, buongiorno a tutti. Allora è stato un lavoro di squadra, non è stato un lavoro molto semplice perché comunque venivamo da 2 anni di pandemia e quindi cercare di puntare soprattutto agli eventi, ai momenti di unione, comunque di incontro anche era un più una sfida. È stato un lavoro studiato a tavolino, mi ha aiutato tantissimo il sindaco, tutta la giunta e l'amministrazione in generale perché comunque come prima esperienza volevamo fare qualcosa di nuovo e comunque cercare di coinvolgere eventi per varie tipologie di età. Sembra sia andato tutto bene perché manca ancora qualcosa, però ormai siamo quasi alla fine. Stiamo già pensando al prossimo anno perché rivedendo poi gli eventi capiamo anche in modo molto anche più obiettivo quello che c'è ancora da migliorare eccetera. Quindi sarà un 2023 spero ancora più bello, più importante, interessante del 2022. Noi ce la stiamo mettendo tutta e ringrazio comunque della collaborazione non solo i miei colleghi dell'amministrazione ma anche tutti gli operatori che sul campo mi hanno aiutato e hanno aiutato tutti noi alla realizzazione del calendario stesso, i volontari e quant'altro, quindi la squadra ha funzionato, diciamo così, speriamo anche nel prossimo anno. Ecco, le chiedo, al di là appunto di questa vostra veramente peculiarità e bravura in questa stagione, so che ci sono molti programmi anche per svecchiare un pochino sia le strutture. Come siete messi? Il problema della demalizzazione? Sì, allora questo è uno dei nostri cavalli di battaglia, diciamo, perché è un lavoro che stiamo studiando a tavolino e stiamo procedendo. Adesso abbiamo diverse autorità che si stanno esponendo a riguardo ed è uno dei nostri progetti che vogliamo portare a termine, speriamo, nei 5 anni di amministrazione. Oltre a quello avremo poi l'importante battaglia, tra virgolette, dei balneari per le gare del 2024 che ormai siamo alle porte, quindi anche lì un grosso lavoro di attenzione, di studio per capire anche come meglio muoverci e poi anche lavoreremo proprio sul territorio, cercheremo di fare anche un regolamento del decoro urbano per cercare di migliorare anche le strutture esistenti, dare comunque di portare in su l'asticella anche nelle migliorie di Rosolina Mare di tutta la nostra zona, insomma, quindi c'è tanto lavoro da fare. Quindi ci dobbiamo aspettare un 2023 straordinario. Ecco, sì, ecco, incrociamo le dita e comunque sì, bisogna lavorare, mettersi a pancia sotto e lavorare, quindi siamo pronti.